Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi a una live splash del vostro marietto veneziano. Oggi voglio rispondere a delle amicizie che hanno parenti che sono nell'esercito e nell'arma dei carabinieri e anche nella polizia, insomma a tutte quelle fasce di persone che sono vicine alle nostre forze armate e sapete che il vostro marietto ha sempre sostenuto le forze armate, già dal 2015 avevo e c'è nel sito del capitano un ebook proprio per supportare le nostre forze armate perché sta arrivando un periodo impegnativo, un periodo che non ci sono fronzoli, si andrà dritti al nocciolo della questione. Quindi a tutte quelle persone che conoscono, hanno parenti che sono nelle forze armate, nell'arma, nella polizia, nella finanza, nelle guardie forestali, anche nella magistratura, insomma, se avete questa possibilità andate nel sito del capitano gratuitamente, scaricate questi ebook in cui ci sono i circuiti radionici proprio costruiti nel 2015 proprio per questo periodo impegnativo. Poi voglio ricordare anche, qui metto video, un sigillo importante, quello di Mosè, che è antecedente a quelli salomonici di circa 2-3 mila anni come minimo, almeno per quanto si può immaginare, ma anche di più chiaramente, che sono dei sigilli cabalistici a protezione delle cose, perché ci sono molti che non desiderano a prendersi l'onere di scappare da casa, vogliono resistere, alcuni mi hanno contattato, vogliono stare nella propria casa perché è una casa degli avi, dei nonni, e quindi ci tengono tantissimo. Allora, magari hanno già fatto il sigillo di Marte, il sesto per la protezione personale, ma vogliono restare lì perché sentono ormai che, come aveva già spiegato il Marietto, dal 2020 ci sarebbero state delle evoluzioni astrologiche negative per l'Europa e chiaramente avevo già spiegato che l'orsetto avrebbe attaccato, questo è successo. Abbiamo avuto però prima una distrutturazione del comparto industriale tramite questa guerra batteriologica che ci ha inferto praticamente questo Green Pass, che è stata una catena, una palla al piede. Poi il nostro governo gridava in TV che c'era la ripresa e questa ripresa sì, c'è stata, ma per le case produttrici e fornitrici di, come si suol dire, gas, elettricità e di conseguenza tutto il resto a catenella aumenta. Per loro c'è stata una ripresa, ma per la persona singola che deve tramite la propria paga arrivare a fine del mese, questa ripresa è stata un po' una chimera. Quindi, cari amici, io vi metto questo sigillo, chi vuole acquistarlo può contattare il Degar Marietto Veneziano, è un sigillo che viene consacrato proprio per un determinato luogo, una determinata posizione, una casa, un terreno oppure delle barche e quant'altro, proprio perché sta arrivando un periodo che, come dicevano 7 mesi fa, quando il Maretto diceva che ci sarebbero stati 14 milioni di nuovi poveri, dicevano che c'era la ripresa, il Maretto lo sapete che va sempre un po' controcorrente, e oggi ci troviamo con gente che non ha il cellulare ma non ha i soldi per pagare la bolletta, ha il boiler del gas, ma lo deve dilazionare fino a 10 rate il gas, oppure ha il mutuo ma non riesce più a pagare il mutuo perché la fabbrica o l'attività o l'ufficio è andato a gambe all'aria perché c'è stata questa catena negativa creata dal 2020. Questo era già stato preventivato, vi do un altro consiglio: se avete del liquido, cioè sostanza finanziaria in banca, toglietelo perché chiaramente, visto che viene tutto fatto tramite un corrente nei bancomat, nei postomat e quant'altro, fra un po' di tempo sarà razionalizzata anche la corrente e quindi di conseguenza per chi vorrà andare a prelevare qualche euro sicuramente avrà qualche difficoltà. Quindi la situazione è, secondo il Marietto, che lo diceva già dal 2010, va in questa direzione. 2020-2029 è una situazione estremamente difficile per l'Europa. Il vostro Marietto vi consiglia, se avete degli amici, di sostenerli, soprattutto quelli delle forze armate, perché in questo periodo affronteranno delle situazioni nuove che solamente il bisnonno o il nonno, molto probabilmente per alcuni, hanno vissuto nella seconda guerra mondiale.
State lontano ai soliti neweggiani, vogliamoci tutti bene, angeli colorati, reiki, chi, tutte queste menate neweggiane, perché vi portano solo a creare catene e dare limitazioni a delle egregore che poi verranno a mangiare la vostra energia. Già ne abbiamo poca e figuriamoci se corriamo dietro a questi pefferai magici. Bene, mi raccomando, guardate bene questo sigillo di Mosè. Per chi è interessato basta che contatti il Maledetto Veneziano o il Decada. Grazie, alla prossima.